Da oggi Vicenza è più bella, parola di Monsignor Francesco Gasparini, direttore del Museo Diocesano. Dal furto alla rinascita è il sottotitolo della mostra dedicata alle due tele del Seicento, il martirio di Sant'Orsola del vicentino Francesco Maffei e l'apparizione del bambino a Sant'Antonio di Padova con Santa Cecilia del veneziano Giulio Carpioni. I due capolavori di proprietà dell'IPAB vennero rubati nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 1984, 35 anni fa, dall'oratorio delle Zitelle a Santa Caterina e ne decoravano i due altari laterali. Le tele sono tornate perfettamente restaurate a Vicenza e saranno in mostra al Museo Diocesano fino all'Epifania. Vennero trovate, tagliate, dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova nel dicembre del 2013 in un castello in provincia di Cuneo. E presumiamo che dall'epoca del furto fossero rimaste all'interno di questa proprietà. Ma il fatto che siano state recuperate tagliate? Questo, ahimè, è un classico, perché quando vengono sottratte le opere o proprio all'atto del furto vengono tagliate per renderle facilmente trasportabili, ridotte nelle dimensioni, oppure vengono, ahimè, deturpate e tagliate in un momento successivo per renderle più appetibili sul mercato e soprattutto non facilmente riconducibili all'opera sottratta. Dal giorno del ritrovamento fu possibile riportarle a Vicenza per il restauro solo nel dicembre 2016. Un recupero importante curato dal laboratorio della soprintendenza. Ecco come si presentavano prima del restauro. Abbiamo trovato la condizione deprecabile, lo stato conservativo molto compromesso, c'erano stati due tagli radicali, era stato un furto vandalico. Dopo la mostra, i due capolavori vicentini avranno bisogno di uno spazio sicuro per essere esposti e visitabili, così come molte altre opere di proprietà dell'IPAB. Facciamo quindi appello a dei mecenati perché si riesca a recuperare le risorse necessarie al restauro. Abbiamo 190 opere in Cavò e abbiamo anche immobili in città e fuori città, e sono tutti beni che hanno bisogno di cure, di conservazione. Quindi è una bella sfida.